Oggi c'è stato il social event del DVRI, del Distretto Veneziano della Ricerca e dell'Innovazione, e abbiamo parlato di sostenibilità e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Prima di questo momento abbiamo fatto una serie di interviste con tutti i nostri soci e adesso siamo qui con Francesco Falceri del CNR ISMAR, con il quale avevamo parlato anche in precedenza della sostenibilità. E vorrei chiedergli adesso se e come è cambiata la sua idea di sostenibilità. Ma allora, partecipare in un evento come questo sicuramente dà la possibilità di avere una visione un po' più ad ampio spettro di quelle che sono le tematiche di cui si è parlato, di sostenibilità. Io lavoro in un istituto di ricerca prettamente scientifico sulle scienze marine e quando noi ci occupiamo di sostenibilità tendiamo ad avere un approccio molto funzionale nel nostro lavoro, quindi qual è direttamente l'impatto dell'uomo sull'ambiente, come può essere questo impatto sostenibile. Quindi guardando un po' i 17 punti che sono stati spiegati, anche oggi ci focalizzeremo sempre su uno o due. Partecipare a una situazione, a un evento come questo ti dà la possibilità di vedere che ci sono altri 15 punti che hanno una loro importanza, che magari sono molto lontani da quelle che sono le cose di cui ci occupiamo normalmente, parlare di inclusività sociale, di problematiche legate agli alloggi, recupero delle zone periferiche. Sono tematiche che magari sono lontane dalla nostra sensibilità lavorativa, ma che una volta che entrano, diciamo, in contatto con quello che facciamo sicuramente possono dare possibilità di sviluppo di nuove idee e di collaborazioni. E quindi sicuramente oggi ho avuto modo di vedere degli aspetti che prima non conoscevo o tendevo a trascurare, e sicuramente è una cosa che è stata molto utile e molto interessante. Proprio a proposito di collaborazioni, noi abbiamo definito durante questo evento il format del tavolo della sostenibilità e quindi abbiamo cercato di mettere insieme attorno a un tavolo persone di ambiti molto diversi. Come mi hai detto, tu vieni dal CNR ISMAR, la tua competenza è scientifica, nel caso dell'ISMAR oceanografica, però c'erano persone anche molto diverse da te come formazione, c'erano artisti, umanisti, progettisti, persone che lavorano nei musei, persone che lavorano nella musica, e noi appunto puntavamo su questa visione integrata, questi punti di vista complessi, perché la tendenza spesso è quella di semplificare, però tante volte le cose sono difficili, sono complesse. Come scienziato probabilmente tante volte ti trovi a dover sistematizzare una situazione complessa ed è difficile da fare sì. Allora, sicuramente il format ha funzionato, avere la possibilità di interagire con persone con un background così diverso è interessante, soprattutto dal punto di vista metodologico. Noi con una mentalità un po' più rigida ci sono stati dati 6 punti e abbiamo cominciato a rispondere a un punto per volta. Gli altri, che magari hanno un approccio più umanistico, più artistico, hanno cominciato a parlare più di aspetti di questioni di principio, questioni più generali, e quindi questo tipo di interazione è sempre interessante e molto fruttuosa, perché ti fa vedere anche magari i tuoi metodi da un punto di vista diverso. Per quanto riguarda il lavoro al tavolo, sicuramente quello che è uscito come uno dei principali risultati è che c'è un po' una mancanza di comunicazione su queste tematiche, sia all'interno delle singole istituzioni che all'interno del rapporto tra le varie istituzioni che fanno parte del distretto. Quindi una delle principali proposte del gruppo è stata appunto di istituire degli incontri di questo tipo, magari cadenzati a date fisse, in modo da dare la possibilità a chi è interessato di partecipare in un contesto più continuativo. Oggi siamo al tavolo, eravamo in una decina di persone che non si erano mai viste prima, e quindi abbiamo dovuto passare un quarto d'ora a presentarci e altri 10 minuti ad aspettare che si instaurassero un po' delle dinamiche di gruppo comprensibili per tutti. Dall'altro sono emerse alcune proposte un po' più pratiche su tematiche da affrontare, relative al cambiamento climatico, relative al recupero di zone della città, che potrebbero essere sicuramente delle tematiche utili per veicolare quello che dal nostro punto di vista è un messaggio scientifico ma di rilevanza per il pubblico, in un formato con degli strumenti, con delle metodologie che provengono dal mondo dell'arte, dal mondo della comunicazione, che rendono il messaggio più facilmente fruibile.
una delle cose che mi ha colpito molto del tavolo è stato il fatto che a un certo punto è stato fatto notare che ci stavamo occupando solamente del centro storico, della città Venezia solo come isola, e non stavamo guardando quello che c'è intorno. La città è più grande, più complessa, ha altri comparti che stavamo letteralmente dimenticando e mettendo da parte. E questo è un ulteriore punto di vista diverso, perché magari quando si parla di tematiche di sostenibilità non necessariamente dobbiamo rivolgerci a quelli che sono i centri urbani principali, a quello che è la prima cosa che ci viene in mente, ma magari anche ad aree della città a cui penseremo di meno, ma che comunque hanno un'alta densità abitativa, una popolazione, una realtà in situ che potrebbe beneficiare da interazioni, da progetti legati a quest'ambito. E ultima domanda, voi che obiettivo avevate scelto alla fine? Noi abbiamo scelto l'obiettivo 11 e quindi la creazione di città sostenibili e inclusive per la popolazione, focalizzandoci un po' più su quelle che magari potevano essere tematiche di recupero ambientale e cambiamento climatico, ma perché il mio background è legato più che altro a quello rispetto a quello che può essere, non lo so, le problematiche abitative. Grazie.